Buongiorno e benvenuti a questa edizione. Vediamo subito i titoli. Agata debole pure fortissima, così il cardinale Zuppi, presidente della CEI, si riferisce alla patrona di Catania nel corso del solenne pontificale celebrato oggi nel giorno della festa. Prima più veloce ma poi fa l'alba, la processione si ritira in cattedrale intorno alle 6 di stamattina, nel pomeriggio l'inizio del giro interno. Macabro ritrovamento nell'ospedale Vaccarella, chiuso da molti anni a Milazzo, nel Messinese, trovati tra le rovine dei feti abbandonati, ancora immersi nel liquido di conservazione. Da impiegati sottopagati e imprenditori, 9 dipendenti hanno rilevato e dato nuova vita ad un bar confiscato a Palermo. Catania e Palermo fra le città più inquinate d'Italia, secondo il report di Legambiente. In compenso 14 comuni siciliani sono plastic free. La magia del mandorlo in fiore nella Valle dei Templi di Agrigento, uno spettacolo che segna l'arrivo precoce della primavera. Calcio, dopo un mercato deludente, il Catania si concentra sul Monopoli, capolista del girone. Cori dei tifosi e grande entusiasmo per l'arrivo del neoacquisto del Palermo, il finlandese Pohjanpalo. Il grande giorno della festa di Sant'Agata a Catania, a dare l'avvio alle celebrazioni di oggi, il solenne pontificale in cattedrale presenziato dal cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Sant'Agata è debole e fortissima, ha ricordato Giusy Lazzara. A Catania il giorno della festa per Sant'Agata. Nella Basilica Cattedrale in piena mattina sfila il corteo liturgico presieduto dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che presenzia quest'anno il solenne pontificale. La nostra Sant'Agata, e dico nostra perché l'amore unisce, che è debole e fortissima, che ci spiega con la sua vita, peraltro giovanissima, e ce lo spiega non dando lezioni, dando istruzioni per l'uso senza mai usare, no? Come qualche volta facciamo anche noi, sappiamo spiegare tutto agli altri, però poi noi non lo facciamo, no? Poi ci stanno sempre quelli che hanno sempre la risposta pronta per tutto, e però non ti aiutano, però non ti danno la mano, però non ti amano. E nel segno della speranza il cardinale Zuppi, in sintonia con l'anno giubilare, ricorda che è il tempo per poter cambiare. Il fatalismo, che è il contrario della speranza, ci fa sprecare tante opportunità e alla fine nascondiamo i talenti che pure ci sono affidati e che abbiamo ognuno di noi, che togliamo agli altri oltre che perderli noi. La santità, ricorda Zuppi, non vuol dire perfezione, ma impegno nella vita di tutti i giorni per affrontare le difficoltà e superare l'egoismo. Pappaciuna di Catania, Vergini, martiri e miraculosa. Siamo tutti devoti, tutti cittadini, e viva Sant'Agata! Intanto si è concluso alle 6 di stamattina, poco dopo l'alba, il giro esterno della processione di Sant'Agata. Il fercolo era andato avanti speditamente rispetto agli altri anni, con la tradizionale salita dei Cappuccini affrontata di pomeriggio. La pioggia della sera, dopo una giornata di sole, non ha certo allontanato né i devoti né i tanti turisti. Orazio Longo. È l'1:40 di notte quando inizia lo spettacolo dei fuochi d'artificio in piazza Palestro. Non piove più. Il fercolo di Sant'Agata in giro dalle 8 della mattina dopo la consueta benedizione di Monsignor Scionti alla fine della messa dell'Aurora. Chiesa gremita con l'arcivescovo Renna che si rivolge ai giovani detenuti. Si può inciampare, ma avete tutto il tempo di rialzarvi. Questo è un dono. Un fiume di gente si mette in cammino seguendo le reliquie di Sant'Agata, tantissimi fedeli, ma tantissimi sono anche i turisti. In piazza Cutelli i piccoli del convitto intonano i canti tradizionali agatini, mentre in piazza dei Martiri avviene l'omaggio alle persone diversamente abili. Un giro che prosegue veloce. Alle 16 il fercolo è già in piazza Stesicoro, dove risuonano le parole dell'arcivescovo nell'omelia. È triste apprendere che a volte poi non ci prendiamo cura della nostra città. Non siamo come Sant'Agata che organizza la speranza. Vogliate bene a Catania.
La tradizionale salita dei Cappuccini inizia in grande anticipo rispetto agli altri anni, alle 5:15, passo veloce, poi si prosegue per via plebiscito. La pioggia improvvisa dopo una giornata di sole disturba il percorso ma non allontana i devoti. Alle 5 del mattino la discesa agli Archi della Marina, 40 minuti dopo il passaggio da Porta Uzeda con la corsa verso la cattedrale, una lunga giornata che la nostra emittente ha seguito passo dopo passo e che continuerà a farlo con le dirette di oggi su Telecolor, su Antenna Sicilia e in streaming sulla Sicilia Web. E cambiamo argomento, torniamo alla cronaca. Macabro ritrovamento nell'ospedale Vaccarella, chiuso da tanti anni a Milazzo, in provincia di Messina. Trovati fra le rovine dei feti abbandonati ancora immersi nel liquido di conservazione. Giusy Lazzara. Erano ancora lì, fra le macerie dell'ospedale abbandonato Vaccarella a Milazzo, nel messinese, il macabro ritrovamento dei feti abbandonati ancora immersi nel liquido di conservazione in alcuni barattoli di vetro. I feti da aborti spontanei erano conservati per scopi scientifici. Con la chiusura dell'ospedale il loro destino è stato quello di finire nell'abbandono, come il resto della struttura. Alcuni barattoli nel tempo erano caduti dalla mensola, che non ha retto più il peso, e parte del contenuto è ancora sparso sul pavimento. Qualche anno fa a far riaccendere l'attenzione su quei contenitori era stata una baby gang che era entrata nella struttura e aveva rubato un barattolo. Quanto avvenuto fuori è stato davvero sconvolgente, ha detto il sindaco di Milazzo Midili. La disponibilità dell'amministrazione vuole accogliere i feti conservati all'interno in una zona del nostro cimitero comunale per consentire di avere una degna sepoltura. E l'ASP ha annunciato di aver richiesto fondi per la demolizione e la riqualificazione dell'area, mentre il direttore generale dell'ASP di Messina, QC, ha fatto sapere di non essere mai stato a conoscenza della situazione. Intanto si sta indagando anche per ricostruire quanto accaduto e chi sapeva della presenza di quei feti. Ha tenuto per 2 anni nella sua casa di Comiso, nel Ragusano, il corpo della madre morta. Un infermiere è stato denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata. Il corpo mummificato della donna, 96enne, è stato trovato in camera da letto. A fare la scoperta la polizia, che era intervenuta per la segnalazione di un furto. Da lavoratori a imprenditori vi raccontiamo la storia di una cooperativa di ex dipendenti che ha rilevato il bar confiscato. Marco Gullà li ha incontrati a Palermo. Da ex lavoratori a gestori di un bar, sono i 9 dipendenti impiegati nel bar Chantilly 2 a Palermo, sequestrato nel 2019 e poi confiscato nel febbraio 2021 a un imprenditore. Ora gestiranno il locale attraverso la cooperativa che hanno costituito e la nuova insegna del bar sarà Articolo 48, ispirandosi al codice antimafia. Articolo 48, che è il nome che loro hanno scelto, che sarà il nome di questa gestione, fa proprio riferimento al decreto legislativo 159. Ed eccoli mentre sono al lavoro per avviarsi verso la riapertura del locale, da impiegati sottopagati e spesso anche in nero ad imprenditori. È un compito che cercheremo di affrontare con molta umiltà. Sappiamo che ci saranno delle difficoltà e che la fortuna nostra è che non siamo soli. Ecco, siamo seguiti. E in questo percorso ci sono state anche intimidazioni e atti vandalici per scoraggiarli nel raggiungimento del loro obiettivo. Stavano riuscendo ad aprirlo, ma sicuramente ci sarà stato movimento e hanno dovuto fermarsi. Tutto qua, come puoi vedere, è tagliato. All'inizio noi tenevamo tutto qua, tutto quello che utilizzavamo, gli strumenti per fare cocktail e tutto quanto. Abbiamo deciso di levare tutto perché volevamo pensare che erano soltanto tipo atti vandalici da ragazzini. Invece abbiamo capito che erano proprio dispetti. Il locale è rimasto chiuso dall'estate per lavori di ristrutturazione che verranno presto ultimati per consentire con la cooperativa il rilancio dell'attività tra primavera e estate. Notte di paura a Bronte, nel Catanese, per un incendio che si era sviluppato intorno all'1 di notte in un'abitazione in via Santi. L'intervento tempestivo di vigili del fuoco e carabinieri di Randazzo, allertati da una telefonata al 112, ha permesso di trarre in salvo un anziano di 71 anni. Il report di Lega Ambiente ci dice che Catania e Palermo sono tra le città più inquinate d'Italia, con alti tassi di polveri sottili. In compenso 14 comuni siciliani sono stati dichiarati plastic free. Tonino De Mana.
Catania e Palermo tra le più inquinate d'Italia, ma il report di Legambiente è impietoso anche per Siracusa, Ragusa, Messina, Caltanissetta, Trapani ed Agrigento. In pratica 3/4 di Sicilia e alle prese con elevati tassi di polveri sottili PM10. Si salva soltanto Enna. Aria irrespirabile e centri urbani presi d'assalto dalle auto, a dimostrazione che, nonostante gli sforzi, il percorso di una mobilità sostenibile è ancora tortuoso. A Catania, la stazione di rilevamento di Viale Vittorio Veneto ha fatto registrare il maggior numero di sforamenti, con 46 giorni nei quali è stata superata la soglia limite dei 50 microgrammi per metro cubo di PM10. Sforamenti e smog, osserva Legambiente, sono il segno di un problema strutturale in molte aree urbane. L'associazione ambientalista ricorda che il 2030 è alle porte, servono scelte coraggiose. Ora è fondamentale investire nella mobilità sostenibile, potenziando il trasporto pubblico e rendendo le città più vivibili con spazi pedonali e ciclabili. Dall'impietoso report di Legambiente presentato a Milano ai confortanti dati di Plastic Free illustrati a Roma, premiati ben 14 comuni siciliani: Avola, Belpasso, Caltanissetta, Camporotondo e Tenneo, Cefalù, Enna, Favara, Furci, Mazzara del Vallo, Modica, Roccalumera, Santa Teresa, Scicli e San Vito Lo Capo. C'erano 139 veicoli abbandonati in una discarica abusiva scoperta e sequestrata dalla Guardia di Finanza di Trapani, un terreno di 4.000 metri quadrati carico di rifiuti ingombranti che avrebbero potuto contaminare i terreni circostanti, denunciato il titolare. In una scuola di Catania torna la didattica a distanza come ai tempi del Covid, ma le lezioni da casa sono questa volta l'effetto del furto di materiale elettrico alla Vitaliano Brancati di Librino, già presa d'assalto in passato da ladri e balordi. Questa volta ignoti si sono introdotti nell'istituto portandosi via il quadro elettrico. Per il ripristino serviranno quasi 20.000 euro. Il guasto è grave, bisogna cambiare l'intera cabina, ma stiamo già provvedendo, ha spiegato l'assessore all'istruzione Guzzardi. Don Luigi Ciotti incontra la Sicilia, 100 passi verso il 21 marzo, data della 30ª giornata della memoria e dell'impegno che si terrà a Trapani. Oggi tappa a Ragusa. Veronica Barbarino. Il vento della memoria semina giustizia e questo vento è arrivato anche a Ragusa. Lo ha portato Don Luigi Ciotti in una delle numerose iniziative che si susseguiranno su tutto il territorio regionale fino alla 30ª giornata della memoria e dell'impegno che si terrà a Trapani il 21 marzo. Ragusa è quindi uno dei 100 passi verso la giornata in cui riflettere sulla memoria delle vittime della mafia, sulla gestione dei beni confiscati, sulla giustizia rigenerativa e sul monitoraggio civico. Centinaia di familiari da ogni parte d'Italia si incontrano lì. Quindi non è un evento, non è una cerimonia, ma è una memoria viva. E la memoria viva è quella che deve tradursi tutti i giorni in responsabilità e in impegno. Se no diventa la retorica della memoria. Il fondatore, presidente di Libera e del gruppo Abele, ha incontrato autorità e circa 1.000 studenti delle scuole della provincia per sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della legalità e dell'impegno contro le mafie. L'impegno deve essere quotidiano, comincia dalle piccole cose, dall'assunzione da parte di ciascuno di noi della propria responsabilità. Diventiamo responsabili per essere poi delle persone che rispettano le leggi e collaboro per costruire dei percorsi di giustizia. Tra le prossime tappe, Ispica, Noto e Catania. Noi dobbiamo essere... Sentono esplodere dei colpi di arma da fuoco, così i carabinieri di Zafferana e Tennea accorrono e grazie al fiuto dei cani King e Loki hanno trovato in un'abitazione un fucile automatico, 2 carabine e diverse cartucce. Aveva dichiarato ricavi per un solo euro in 2 anni, ma i finanzieri hanno accertato invece che una discoteca di Palermo aveva incassato quasi 1 milione di euro. Il locale, fra l'altro, era molto attivo nell'organizzazione di eventi che promuoveva anche sui social. La zona commerciale di via Tisia a Siracusa è piena di negozi chiusi. La crisi si fa sentire, ma ci si mette anche il comune con un parcheggio prima aperto e poi chiuso. Francesco Aloi. Negozi chiusi, non per il giorno di riposo, ma per sempre. È la triste realtà dell'area commerciale di via Tisi e via Piti a Siracusa. Il comune aveva realizzato questo parcheggio per incentivare il commercio, ma da qualche giorno è stato chiuso. Tutto per un errore. Da piano regolatore qui dovrebbe esserci un'area verde.
Sentiamo dall'amministrazione, dalla giunta del Consiglio la riapertura immediata del parcheggio, perché lì sta danneggiando i commercianti, i cittadini e i clienti. E pensare che i lavori di riqualificazione si sono conclusi da alcuni mesi. A quanto pare però marciapiedi larghi e panchine non bastano e l'umore nero dei commercianti dice tutto. Che ci sono oltre 80 attività commerciali e non ci dimentichiamo che queste 80 attività commerciali danno occupazione a oltre 240 famiglie. Vogliono una scossa, un qualcosa che possa fare rinascere il commercio in quella che dovrebbe essere una delle principali vie dello shopping della città. Occorre intervenire subito, perché da via del commercio si sta trasformando in cimitero del commercio e queste immagini ne sono testimonianza. È un mercoledì complicato per chi viaggia in aereo per 2 scioperi in corso. Il primo, a carattere nazionale, durerà 24 ore e interesserà diverse scale in tutta Italia. Il secondo, di 4 ore, dalle 12 alle 16, riguarda i dipendenti di Sea Prime nell'aeroporto di Linate. Previste anche nel pomeriggio le fasce di garanzia dalle 18 alle 21. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo per proporvi le splendide immagini dei mandorli in fiore ad Agrigento. Il mandorlo è in fiore nella Valle dei Templi di Agrigento, uno spettacolo fuori stagione che segna l'arrivo precoce della primavera. Davide Sardo. Un'atmosfera magica avvolge la Valle dei Templi di Agrigento. I mandorli, protagonisti indiscussi di questo paesaggio, sono già in fiore. I loro delicati petali bianchi e rosa chiaro incorniciano le antiche rovine, regalando uno scenario di rara bellezza che richiama l'attenzione dei visitatori e appassionati. Tradizionalmente la fioritura dei mandorli avviene tra la metà di febbraio e la metà di marzo, segnando l'arrivo della primavera. Quest'anno però i boccioli hanno sfidato il calendario e il clima, sbocciando in largo anticipo. Certo, perché non è un aspetto facile da vedere, si può vedere solo qui ad Agrigento perché le condizioni climatiche sono ottime, perché c'è una varietà di mandorlo molto diffusa e perché comunque ormai questo è diventato una delle peculiarità particolari di questa Valle dei Templi. I fiori sui rami sono un inno alla vita, ai piedi del Tempio della Concordia, assurdo a simbolo della pace tra i popoli, mentre altrove l'inverno è ancora grigio e rigido, qui la natura sembra accelerare i tempi regalando uno spettacolo incantevole. Siamo agli spettacoli, il duo comico Toti e Totino alle prese con un classico della commedia, Miseria e Nobiltà, da stasera al Teatro Angelo Musco di Catania. Orazio Longo. Siamo d'accordo su una cosa, Miseria e Nobiltà non è un film italiano, è un capolavoro mondiale. È un capolavoro mondiale veramente, la struttura di quel film è pazzesca, la comicità che è data anche da uno sguardo, da movimenti, è la cosa, poi Totò. Toti e Totino al Teatro Angelo Musco di Catania tornano in scena con lo spettacolo Miseria e Nobiltà, commedia tratta dal famoso film con Totò del 1954 da un testo di Edoardo Scarpetta. Tu interpreti proprio Totò. Felice Ciosciamocca. Ma quando ci si confrontano con mostri sacri come Totò, perché c'è un po' di riverenza, c'è paura. Allora, la paura c'è, la riverenza c'è, il segreto è non fare le cose che faceva Totò. Quelle te le devi personalizzare, perché andare a richiamare determinate cose non te lo puoi permettere. Diretto da Giampaolo Romania, lo spettacolo prodotto dall'Associazione Culturale ABC con le scene di Salvo Manciagli e i costumi di Graziella Torretti. Ho saputo che alla fine del teatro poi tu cucini per tutti gli ospiti che vengono a vedere. Ma chi te l'ha detto questa cosa? Perché non ho detto. Io non ero ancora, ma poi io non so cucinare, scusami. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, poi torniamo con la pagina sportiva perché il Catania si prepara alla prossima sfida di campionato con il Monopoli. Siamo al calcio, dopo un mercato che ha deluso la piazza, il Catania si concentra sulla prossima sfida di campionato, il Monopoli. Marco Carli.
Altra settimana a dir poco delicata in casa Catania, fra il prossimo avversario alle porte, la capolista Monopoli e l'ennesima delusione assolutamente non digerita dalla piazza per ciò che è successo nell'ultimo giorno di mercato, in cui si sono concretizzati la cessione di Castellini e l'arrivo di una punta come De Paoli, che per numeri, questo è il suo unico gol in stagione, non è di primo piano e nemmeno lontanamente paragonabile a movimenti di altre società. Il terzo elemento non positivo è rappresentato dalle assenze, non poche, che hanno condizionato anche le ultime uscite. Per la partita di Monopoli, che Telecolor trasmetterà domenica in chiaro in esclusiva, Toscano avrà la possibilità di contare nuovamente su De Rossi a centrocampo, non avrà il nuovo acquisto Frisenna oltre a Quaini, entrambi squalificati. Poi ci sono gli infortunati, difesa da inventare con pochi giocatori disponibili, Del Fabbro, Ierardi, Gega e l'altro neoacquisto Allegretto. Poi tanto dipenderà dalla possibilità di recupero non scontatissimo al momento di Lunetta, perché in tal caso Anastasio sarebbe impiegabile anche dietro. Per il resto in attacco Jimenez e Inglese punti fermi, poi o l'ennesimo rilancio di Montalto o l'utilizzo in avvio del nuovo acquisto De Paoli. Questa è la situazione in un 2025 che finora è stato avaro anche nei risultati del campo: 3 sconfitte, un pari e una vittoria. Per invertire il trend servirà bravura e fortuna. Il Monopoli in casa vince da 4 partite di fila ed è in piena bagarre per la promozione diretta, quella da cui il Catania è fuori ormai da tempo. Grande entusiasmo per il neoacquisto del Palermo, poi Giampaolo, l'attaccante finlandese, è stato accolto così dai suoi tifosi. Marco Gullà. Oltre 500 tifosi del Palermo ieri hanno accolto così il neoacquisto Joel Pojampalo. Entusiasmo alle stelle per l'ingaggio dell'attaccante finlandese acquistato dal Venezia, che nel pomeriggio ha salutato i tifosi accorsi allo stadio. Forza Palermo! E assieme al portiere Audero, Pojampalo ieri ha iniziato la preparazione assieme ai suoi nuovi compagni in attesa del match di domenica al Picco contro lo Spezia. Subito un big match per l'esordio del finlandese, che verosimilmente giocherà in tandem con Brunori. Dionisi dovrebbe dare spazio dal primo minuto anche ad Audero, che prenderà quindi il posto di De Planche, poco brillante nel match che il Palermo ha perso contro il Pisa. Uomini nuovi, ma il modulo non dovrebbe cambiare, con la conferma del 3-5-2, possibile anche il ritorno di Blen, ormai pienamente ristabilito. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, a tutti una buona festa di Sant'Agata.